il matrimonio al tempo del Covid come festeggiare in sicurezza, nel rispetto delle regole, delle linee guida nazionali e di tutti quelli che possono essere dei riferimenti che dovremo rispettare per evitare il diffondersi della pandemia. Ne parliamo con due relatori, con l'ingegner Cristian Masiero, che ormai da un anno si sta occupando di tutte quelle che sono le norme relative al contenimento del contagio da Covid che il legislatore ha emanato, e poi ne parliamo anche con l'avvocato Barbara Carraro, perché chiaramente oltre alle regole ci sono delle responsabilità. Il riferimento legislativo per quanto riguarda le cerimonie è il decreto legge numero 65 del 18 maggio 2021. Si dice che appunto dal 15 giugno 2021 saranno consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso. Andiamo a individuare chi potrebbe essere il responsabile qualora vi sia il contagio del virus durante proprio il matrimonio. Ci sono delle domande anche relative alle certificazioni verdi. Questo principio di certificati verdi vale anche per le regioni che sono in zona bianca. Ci arrivano domande relative alla privacy. Semplicemente l'esibizione, faccio vedere il certificato e basta, è sufficiente quello. Credo abbiate anche compreso anche la complessità nell'organizzazione di un festeggiamento di questo tipo. Voglio ringraziare i nostri relatori, come al solito, per la chiarezza dimostrata nel poco tempo che un evento di questo tipo inevitabilmente concede, e buon matrimonio per chi dovrà sposarsi nei prossimi giorni. Un saluto da parte di Vega Engineering e Vega Formazione, a presto.